Allora Margherita, non sono arrivati i punti oggi in campionato, però il Vittorio Veneto sicuramente ha fatto la sua, ha fatto una gran partita, però non è arrivato il gol. Sì, oggi abbiamo penso tenuto palla per l'80% noi, il problema è che purtroppo non abbiamo tirato poco in porta e niente, è peccato, e in settimana studieremo gli errori e dalle sconfitte comunque c'è sempre da imparare qualcosa, quindi vediamola positivamente. Sicuramente speriamo sia l'unica battuta d'arresto, perché come gioco, ripeto, il Vittorio Veneto sicuramente ha fatto un'ottima partita e c'è da migliorare magari sull'ultimo passaggio. Sì, abbiamo giocato bene anche a centrocampo, in difesa abbiamo fatto girare bene il pallone, ma anche in attacco in realtà abbiamo fatto qualche buon passaggio. Il problema è che è proprio l'ultimo passaggio che magari tendiamo a mandare la palla un po' sull'esterno. Insomma, piccole cose che comunque possiamo sicuramente migliorare. Allora Francesca, rientri dopo un periodo non tanto semplice per te, per guai fisici. Oggi non sono arrivati 3 punti, è arrivata al primo stop in campionato. Sì, primo stop e credo ci stia, nel senso che forse abbiamo un po' bisogno di entusiasmo e penso che una sconfitta ci metta un punto e virgola sul nostro cammino, di sicuro no uno stop. E niente, dobbiamo riassestare il tiro un attimo e lavorare, cioè il campionato è ancora lungo e ci sta, insomma, loro se lo sono guadagnato sul campo, le avversarie hanno lottato e credo che il derby è sempre un derby, insomma, quindi ci sta. Io sono rientrata, sì, non sono chiaramente ancora in forma, ho fatto 2 mesi ferma, però credo che insomma tempo, qualche settimana e sarò di nuovo al top, ecco. Tempo fa, nelle ultime interviste, ci dicevi il gioco e le vittorie sono figlie delle prestazioni della squadra. Sinceramente comunque il Vittorio Veneto oggi ha fatto una gran partita comunque. Certo, abbiamo giocato una buona partita, però se bisogna analizzare poi i numeri non abbiamo fatto grossi tiri in porta, quindi probabilmente ci è mancato un po' quello, un po' di lucidità davanti e abbiamo giocato bene a centrocampo, abbiamo fatto girare bene palla, però questo non è sinonimo di vittoria talvolta, no? E quindi direi che il gioco c'è, tutte le carte in regola le abbiamo, dobbiamo solo essere un po' più concrete, ecco, quello sì. E gli ultimi 16 metri, come dicevamo con Margherita. Esatto, sì, lì davanti essere un po' più incisive, ma non dico per gli attaccanti, anche un difensore centrale si può trovare in una situazione e essere decisivo in area, quindi parlo di tutte e 10 le ragazze che scendono in campo, chiaramente escludendo il portiere, e tutte sono papabili giocatrici per far gol, quindi dobbiamo essere tutte un po' più lucidi e trovarci nel posto giusto al momento giusto. Allora mister, prima sconfitta in campionato, un peccato perché ha costruito tantissimo il Vittorio Veneto. Il rigore, vedremo dalle immagini quanto dubbio sia, ha concesso a questo Venezia di portare a casa l'intera posta. Sì, oggi la prima sconfitta dopo più di un anno, la prima del campionato. Oggi più di così non potevamo fare perché abbiamo praticamente giocato solo noi per 80 minuti e abbiamo concluso poco in porta, però abbiamo avuto dominato praticamente tutte le parti del campo. Il rigore, l'arbitro ha visto così, anche secondo me non c'era rigore perché con il braccio attaccato al corpo è impossibile darlo. Comunque alle ragazze non posso dire niente perché hanno lottato fino al 95esimo, quindi adesso pensiamo alla prossima. Il campionato è lungo, non era vinto prima, non è perso adesso, quindi una sconfitta ci sta in un arco di un campionato. Ha provato in tutte le maniere per almeno agguantare il pareggio, ha inserito diversi attaccanti, però alla fine non è arrivato a quello che magari speravi. Sì, ho messo dentro tutte le punte che avevo, quindi per cercare di almeno di pareggiare anche l'ultimo minuto e portarci via un punto, non ci siamo riuscite, quindi adesso ci rimbocchiamo le maniche sulla testa che domenica c'è un'altra battaglia in casa col Padova, quindi questo è il calcio, si vince giocando male e creando solo un'occasione, si perde giocando bene e dominando per 95 minuti. Siamo con Alice Zuanti, allora Alice, 3 punti che rilanciano questo Venezia in campionato. Alla grande, no, sono stracontenta, veramente, molto molto contenta, soddisfatta e sinceramente ero strapreoccupata per come sarebbe potuta andare, però è stata proprio una liberazione, ma anche perché tutte abbiamo giocato bene, ce la siamo
giocata fino alla fine, fino all'ultimo, abbiamo lottato e questo è il tipo di squadra che secondo me dovremmo essere ogni domenica, indipendentemente dalla squadra che ci troviamo davanti. Vittoria è sempre stato ovviamente il nostro punto, cioè tipo una spina nel fianco, ma finalmente dopo un po' di anni credo siamo riuscite a batterlo e soddisfacente, tanto. Mister diceva è grazie anche alle piccole che riusciamo a continuare ad andare avanti perché siete un po' in emergenza. Mamma mia, allora oggi sono stata stracontenta delle piccole che sono entrate, ho visto una grinta, una cattiveria che mi ha ricordato me quando ho iniziato a giocare in prima squadra, è stato bellissimo, io sono stracontenta, loro sono grintose, hanno voglia, si vede che hanno voglia e grazie a Dio ci sono loro perché appunto oggi eravamo un po' in emergenza e loro sono state molto importanti per riuscire a portare a casa il risultato, insomma. Allora, poi per quanto riguarda la classifica ora siete di nuovo un po' in alto, diciamo così, ed è un buon punto anche per voi. Direi di sì, ma non so, siamo passate quarte, non lo so, sì, siamo quarte, bene. Ottimo, la matematica ancora non ci condanna, quindi noi siamo contente, adesso cercheremo di lavorare ancora di più, sempre di più per riuscire ad arrivare lì, poi finché appunto la matematica non ci condanna noi ci siamo e ci faremo vedere, speriamo che la squadra conti nell'unione, nella forza dell'unione che ci porta avanti. Allora mister Minio, 3 punti per il Venezia, un rigore. Poi vedremo le immagini quanto dubbio sia o meno, non lo sappiamo. Comunque Venezia porta a casa l'intera posta col minimo sforzo. Beh, minimo sforzo no, ma voglio dire, sapevamo di affrontare una squadra importante, organizzata in tutti i reparti, quindi ci siamo preparati e devo solo che ringraziare le mie ragazze, questo gruppo fantastico, le piccole della primavera che ci stanno dando una mano veramente, quindi grazie a loro la partita secondo me è stata una partita combattuta, poteva vincere l'una o l'altra, l'abbiamo vinta noi questa volta. Non penso che non ci sia niente, che non abbiamo rubato niente, insomma, ci stava. Infatti su questo non si discute, magari un po' schiacciate sì dal Vittorio Veneto perché continuava a pressare alto. Sì, noi ci siamo abbassate abbastanza, ma un po' la nostra caratteristica. Abbiamo dei giocatori per quanto riguarda le ripartenze, cerchiamo di sfruttare anche quelle, oggi forse un po' troppo basse, però abbiamo cercato proprio di tirar fuori il Vittorio per poi attaccarlo dove sapevamo, ci è andata bene, rinnovo il mio complimento alle mie ragazze perché sono fantastiche, veramente. Vittoria sicuramente che rilancia questo Venezia nelle parti alte. Sì, sai, io sono sempre del parere che fino a che la matematica non mi condanna io me la gioco sempre, nel calcio ne ho viste di cotte e di crude e continuo a pensarla così. Noi andiamo avanti domenica per domenica, oggi ho toccato al Vittorio, domani alle prossime siamo pronte, noi comunque ce la giochiamo, siamo in emergenza e oggi il gruppo ha fatto vedere che tipo di gruppo è, questa è la mia squadra, il mio modo di giocare, il mio modo di vedere il calcio. Grazie veramente. Grazie a lei mister. Salve, arrivederla, salve.